Tre progetti finanziati, adesso il distretto turistico Valle dei Templi pensa ad una rete, ad una sinergia con il territorio per calare questi progetti nelle realtà locali in modo più aderente possibile. Sì, è vero, noi finalmente possiamo operare diciamo concretamente su questo territorio, che poi l'obiettivo del distretto è nato, l'obiettivo principe era proprio questo. Possiamo operare con questi tre progetti che abbiamo appaltato e che ci consegneranno il prodotto finale nel giro di 6 mesi, 8 mesi al massimo. Noi entro la fine dell'anno possiamo tranquillamente garantire che avremo qualcosa come prodotto turistico da commercializzare, avremo qualcosa come una piattaforma informatica di livello di importante livello, nel senso che riuscirà a contenere una miniera di dati che riguardano il territorio, gli operatori, perché aprendo una parentesi, certamente in questo territorio c'è molta ricchezza di dati, molta gente che presenta nuovi siti, fa dei blog, fotografi, ristoratori, albergatori, B&B, fanno tutti, ciascuno fa un proprio prodotto, però un prodotto unico, anche diciamo le istituzioni, province, comuni, ma un prodotto unico che riesca a contenere tutti questi dati, a dare le informazioni in modo esauriente e completo. Ancora, dobbiamo ammetterlo, non lo abbiamo. La ricettività nei borghi, parliamo del territorio agrigentino, ecco, come valorizzare questo segmento per poter aprire questi nuovi orizzonti dal punto di vista dei visitatori, del turismo? Beh, il nostro progetto, che è uno dei tre progetti finanziati al distretto turistico relativamente all'attività di implementazione della regione siciliana, è un progetto che ha due aspetti. Il primo è quello di valutare chi è la domanda e l'offerta, quindi il turista che visita il territorio e i soggetti che offrono servizi sul territorio per aggiornare il piano di sviluppo strategico. Nell'ambito di questo è già stato scelto come misura importante quella di valorizzare il turismo nei borghi nell'interno dell'Agrigentino per il suo valore di prodotto nuovo. Non vuole essere un prodotto che si aggiunge a quello che è già esistente, di importanza ovviamente nazionale e internazionale direi, ma vuole affiancare un nuovo prodotto per richiamare sul territorio quei turisti che vogliono godere delle sue tipicità, dei suoi prodotti tipici, della sua enogastronomia e vogliono stare rilassati e in riposo a godersi tutto quel ben di Dio che c'è nel territorio. In un territorio come quello agrigentino in cui gli emigrati sono più dei residenti, ecco, può essere una prospettiva importante per creare sviluppo, per poter creare le condizioni di un turismo concreto. Ma gli emigranti sono sicuramente un'opportunità per il territorio che non può essere tralasciata. Si ha l'intenzione comunque anche di creare un portale che è il Museo della Memoria, che è sempre online, disponibile per tutti, anzi cercheremo di commercializzare a livello mondiale in maniera il più possibile ampia, creando una cassa di risonanza e quindi facendo riscoprire e far riemergere l'interesse per quest'area, per questo territorio, perché è il territorio dei nostri nonni e dei nostri bisnonni, che magari probabilmente non visitiamo più.